Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole ole. Accendi quella TV, ole ole. Presenta Tortorici, ole ole. Commenta il doppio incontro, ole ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole ole. Accendi quella TV, ole ole. Presenta Tortorici, ole ole. Commenta il doppio incontro, ole ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre, ben ritrovati in quella che è l'ultima puntata della stagione della nostra trasmissione che vi ha accompagnato tra le 14.30 e le 15.30, dopodiché andremo tutti in vacanze e ritorneremo chiaramente più pimpanti che mai, ma soprattutto più abbronzati che mai, naturalmente a settembre. Oggi una puntata molto importante perché insomma ci prepariamo a vivere una domenica importante, una domenica calcistica importante con il Catania che gioca la sua partita di ritorno contro il Siena. Si parte dallo 0-1 ma c'è molto ottimismo. Racconteremo questa prepartita con un amico, un attore, ma soprattutto uno sportivo, incallito tifoso anche del Catania, ovvero Giacomo Famoso. Ciao Giacomo, ben trovato. Ciao Ettore, buon pomeriggio. Assolutamente. È buona digestione per chi ha già pranzato, ovviamente. Sei per il caffè o per il digestivo tu generalmente? No, il caffè. Il caffè. Caffè Allora, caldo. tra poco caffè arriverà caldo, allora il caffè. caldo. Giacomo, ho detto bene, incallito tifoso del Catania, amareggiato tifoso anche del Catania, di aggiungere. Io ho vestito i colori rosso-azzurri. Lo sappiamo, il tuo trascorso giovanile da calciatore. E quindi il Catania ce l'ho proprio Nel cuore. Mi dispiace, cioè perdere una partita come quella che abbiamo perso mercoledì brucia, però questo non significa che non si possa ribaltare questo Vedo in risultato. te insomma un po' di ottimismo. Ma ottimismo perché ho visto un Catania che è finalmente una discreta partita, non dico un'ottima partita, una discreta partita. Certo, ne parlavamo prima, se tutte le occasioni da gol fossero state... Non stavamo qui a pensare di dover per forza obbligatoriamente vincerla questa partita. Però confido molto in questa gara di domenica perché ci sarà l'elemento più importante a mio avviso, i tifosi. I tifosi, su questo però pubblico, poi dovremmo aprire la solita parentesi. È il 12° uomo perché noi non abbiamo bisogno di regali, sì. Non ci interessano i rigori, no, dati, non dati. Il Catania ha una però forza. Attenzione, le scorse settimane si parlava però che questo tifoso rossazzurro in casa metteva troppo pressione alla squadra, c'è stata una vena polemica su tutto, però insomma mettiamo da parte tutto questo e tifiamo e basta. No, io non ci credo, guarda, io ho visto i giocatori con un piglio diverso. Ora se il mental coach ha fatto i due mental coach hanno fatto il loro lavoro bene, devo dire che qualcosa di cambiato si è visto. Vabbè. E sono sicuro che scenderanno in campo perché sanno che oltre che per loro, perché sai, un giocatore che va avanti e quindi non la giochi tutti i giorni una semifinale, ma anche per una città, e stiamo parlando di Catania, un Catania che ha i suoi trascorsi, una Catania metropoli del Mediterraneo, quindi Catania
non merita questi palcoscenici di Serie C, diciamolo onestamente. Assolutamente, assolutamente. Poi chiaramente i playoff sono anche un terno all'otto, perché comunque è una partita difficile, ci sono anche gli avversari, non dobbiamo Ma ci sottovalutare mancherebbe, anche anche questa se cosa. devo dire che questa squadra del Siena, dando Te l'aspettavi più forte, secondo sì, me. me Te l'aspettavo l'aspettavi più onestamente molto forte. più Un po' tutti ce forte. l'aspettavamo più forte. Sai, l'incidente può capitare, Pisseri, io l'ho seguita attentamente la partita, Pisseri magari, chissà se magari non è stato abbagliato dai Che fari generalmente lui con le prese alte non aveva infatti, mai avuto nessun infatti. problema. Quindi è stato uno scivolone recuperabile, tra Assolutamente, l'altro. siamo tutti d'accordo che si può recuperare. Allora, subito i contatti con il nostro numero WhatsApp, aperto 24 ore su 24, 328 5358 101. Poi abbiamo, come al solito, la nostra email disponibile, format.tvpenaltyplay@tiscali.it, e voglio anche ricordare naturalmente che siamo in diretta sulla pagina Facebook Penalty Live, così potete guardarci in qualsiasi parte voi siate, e soprattutto anche on the mind, stasera, stanotte, domani, in qualsiasi momento. Voglio parlare anche con Giacomo della sua stagione teatrale che si è conclusa. Sì, è una stagione teatrale Adesso che si è riposo, conclusa. riposo. Poco movimento estivo? Ma sai, intanto siamo in clima di elezioni e È fin tutto quando fermo. è tutto fermo, quando ci sono le elezioni o vuoi a livello nazionale Non vuoi a puoi livello- programmare nulla. non si programma nulla, quindi si aspetta insomma che il tutto finisca, Sì. per poi vedere insomma, anche se anno dopo anno le cose sono sempre più tristi. Che stagione è stata la tua, quella Ma appena devo dire conclusa, che sì. artisticamente è stata una buona stagione, sono molto soddisfatto, sacrifici ma Certo, immagino. ben ripagati. Purtroppo mi lamento della poca presenza dei giovani in teatro, questa è una piaga. Oggi i giovani non lo so, sono presi da altre cose, il teatro è cultura, il teatro ha bisogno dei giovani, anche perché io ormai appartengo a una generazione Ma allora scusa, antica. ma quando e parliamo quindi- di teatro per i giovani, non pensi che forse i testi che attualmente vanno in scena sono anche un po' troppo datati, quindi non sono attrattiva per i giovani? Sicuramente, però è anche vero che soprattutto i giovani che si accostano al teatro devono cominciare dalle nostre, diciamo, Radici. ecco, dalle nostre radici, perché poi magari nel corso degli anni, con le esperienze, con diciamo, le varie magari regie Sì. che hanno da persone qualificate, brave, migliorano, hanno più esperienza e magari si vanno a toccare dei testi, ma sai, il teatro ha varie forme, c'è il teatro brillante, comico, drammatico, dell'assurdo, il teatro d'avanguardia, C'è un po' di ecco, tutto. però dico, il teatro è cultura. A prescindere da quello a che è il prescindere da testo. quello che è il testo. Quindi questo avvicinarsi dei giovani, è appunto, la mancanza dei giovani porta a fare magari sempre le stesse cose. È vero, è Ma se vero. ci fossero i giovani, darebbero la possibilità di proiettarci a qualcosa di più moderno. Anche perché, insomma, a livello di giovani la voglia di fare l'attore c'è. Ma guarda, trovo fra uomo e donna, ecco, c'è più disponibilità da parte delle donne che non dei maschietti. Addirittura, quindi Sì. c'è una... Perché il maschietto, non lo so, se ne va a giocare a calcio, lo facevo anch'io, quindi però facevo calcio e teatro, erano magari altri tempi. Altri magari- tempi. il teatro è sacrificio. Assolutamente. Il teatro è Studio rinuncia, e sacrificio. studio e sacrificio. Come vieni ripagato? Dall'applauso. Poi magari se tutto ti va bene puoi anche guadagnarci, Certo. oddio, puoi anche sperare in un futuro. Però Dipende anche da quali circuiti, insomma, sei stato coinvolto. dove sei stato inserito. Ora certo. dico semplicemente questo, avvicinatevi al teatro. Io sono convinto che il teatro non solo serve perché magari voglio fare l'attore, quindi vado a fare teatro. No, non è solo per quello. Mi può servire nella vita, nei rapporti interpersonali, con la gente, quotidianamente, a vincere quelle paure, quelle Quella timidezze, timidezza, ecco, certo. che ti bloccano. Il teatro ti sblocca. Io in dico tutti i sempre, sensi. quando ho iniziato e facevo la radio, me la sono ritrovata, no? 40 anni di radio, poi te la sei ritrovata nel tuo bagaglio quando tu poi fai un Quando passo hai successivo. iniziato? Io ho iniziato nel 1976, Io proprio ho- all'albore proprio io ho della radio iniziato libera. prima di te. Addirittura il 75. 1974.
Ah, 74. Io ero troppo piccolino e no, per cui avevo difficoltà a 14 anni di andare in radio. Anzi, che Dio l'abbia in gloria, Rodolfo Bandieramonte, Radio Catania, mitica. 1974. E sì, quindi ero giovanissimo, avevo 16 anni. hai toccato insomma il cuore la radio dei mi nostri rimasta anche ricordi. sempre nel cuore. La radio. Ma Non pensa che facevo i programmi sportivi, mi venivano i Addirittura, giocatori, mi quindi- portavo lì in radio. E stiamo parlando del 74. Stiamo quindi parlando degli del albori. 74. Allora, guardiamo invece adesso la schermata dei playoff, perché lì ci possiamo rendere conto ancora di più quale sarà a questo punto il nostro impegno domenicale. E beh, lo sanno tutti, no? Stadio Angelo Massimino a partire dalle 20:30 con questo ritorno contro il Robur Siena. L'altra partita è Cosenza Sud Tirol, tenendo presente tra l'altro che il Sud Tirol nella partita d'andata ha vinto 1-0. E questo risultato ci ha un po' sorpreso, Giacomo, perché insomma il Cosenza... Allora, intanto da considerare questo, che il Sud Tirol ha segnato al 91esimo. Sì. Quindi è stato magari, sai, può capitare, però il Cosenza... ne parlano tutti bene già. Guarda caso, sta venendo fuori pian pianino. Guarda Ha fatto tutti gli interi playoff. Ecco, la similitudine anche dei risultati. Il Cosenza perde 1-0, il Catania perde 1-0. Vuoi vedere che la finale è Catania-Cosenza a Pescara? Io incrocio le dita così insomma mi metto al sicuro. E guarda che abbiamo anche i napoletani che ti faranno per noi. Assolutamente, è vero. Guarda, vero, l'hanno scritto su un post su Facebook, dicevano proprio questo: Napoli sarà presente a Pescara. Ah, bene, ok. Quindi allora questa è una bella saranno in tanti, spero compresi i tifosi catanesi, perché sarebbe il massimo non dare la possibilità ai Senti, tifosi catanesi io ti di do partecipare. una stima così. Io penso che almeno, dico, non voglio allargarmi tanto. I 20.000? 20.000. Insomma, allora Catanesi dobbiamo sicuro. aprire di nuovo una pagina dei ricordi, i famosi 20.000, 30.000, 40.000, i 40.000 dell'Olimpico, 40.000, il giorno in l'unica cui squadra. il giorno in cui tornammo in Serie A con Angelo Massimino. Bei Allora, quindi il risultato Sud Tirol Cosenza in prospettiva vede per te comunque il Cosenza anche per il ritorno in posizione più che buona. Allora, il Sud Tirol, che poi è anche una bella squadretta, però sai, magari si troverà a giocare a Cosenza in un campo caldo come può essere quello del Catania, Sì. dove ci saranno a Cosenza almeno 10.000 persone sicuro, a Catania sicuramente domenica 20.000. E quindi sai, magari sentiranno questa pressione. Il Cosenza Sì. poi in casa è una squadra che oggi come oggi si sta difendendo egregiamente, ha trovato forse la via giusta, come sono sicuro l'ha trovata pure il Catania. Però, Poi sai, il pallone rotondo, sì. non possiamo dire niente. A prescindere dai moduli poi tra l'altro, no? Se non ci metti dentro quell'energia, quella Io soprattutto dico determinazione... questo: non partiamo, non piangiamoci addosso, non facciamo i tifosi civili quali siamo. Siamo stati, apro una parentesi e la chiudo velocemente, il sindaco di Siena si è lamentato perché il prefetto di Catania ha vietato la trasferta ai senesi. La stessa cosa hanno fatto loro. È vero. E quindi non capisco perché, e addirittura magari dicendo che a Catania ci potrebbero essere pressioni da parte della tifoseria. No. Questo proprio non credo, perché il tifoso catanese mette tanto cuore e se perdiamo meritatamente applaudiremo il Siena. Ne siamo pienamente convinti. E su questo... Certo, gli scalmanati ci sono, come ci sono in tutte le tifoserie, ma non il 90 e passa per cento dei tifosi catanesi sono dei gran signori. Sono assolutamente d'accordo, condivido la tua idea. Che non abbiano paura, perché non ci saranno nessuna ritorsione, non faremo Catania di queste penso che cose. giocherà la sua partita sul campo e sul campo spero proprio che la vinca. E quello dobbiamo fare. Allora, voglio ritornare di nuovo a parlare del Cosenza, perché abbiamo proprio un servizio di preparazione in un certo senso a questo incontro, dove il Cosenza probabilmente si giocherà sicuramente in casa questa enorme possibilità di un suo ritorno dopo tanti anni in Serie B. Tiene una palla che rimane lì, destro rete, Cia, alla fine, Cia alla fine, il Sud Tirol in vantaggio, Cia alla fine, batti e ribatti, il Sud Tirol va in vantaggio, è scoppiato il finimondo alla tribuna San Vettor,
Sutiro in vantaggio, 1-0, clamoroso. Altro che clamoroso, avrà esclamato Piero Braglia in toscanaccio dalla sua panchina subito dopo il gol di Michael Cia, che ha regalato il primo round della semifinale playoff al Südtirol. Una beffa, formato gigante per i lupi colpiti e affondati nel finale nell'unica disattenzione difensiva, sul gong di una partita praticamente dominata, in cui il Cosenza paga a caro prezzo forse la poca lucidità sotto porta. E quando la mira è giusta, è Offredi a strozzare l'urla in gola dei lupi con un paio di interventi prodigiosi, come quelli su Corsi e Pascali poco prima della zampata sul batti e ribatti di Cia, che costringe il Cosenza alla remontada nel match di ritorno di domenica. Per tenere vivo il sogno Serie B, la formazione calabrese dovrà vincere con 2 gol di scarto per passare il turno senza dover ricorrere ai tempi supplementari. Extra time, necessari invece nel caso in cui il Cosenza dovesse chiudere 90 minuti regolamentari con un solo gol di scarto, 1-0, 2-1, 3-2 e via dicendo. Alessio Bonpasso per l'AC News 24. La serata è torrida e carica di speranza, Cosenza riscopre la fede rossoblù, nel centro e nelle periferie si respira la passione sportiva, tornata ad esplodere adesso che il traguardo della promozione in Serie B comincia ad intravedersi all'orizzonte. Si segue il match con trepidazione e fiducia, alla fine del primo tempo prevale l'ottimismo. Per il momento diciamo che lo 0-0 fuori casa va bene. Speriamo che ci sia un gol al secondo tempo, perché questo ci meritiamo. Bene, speriamo di vincere. La ripresa è un sussulto continuo, il Cosenza preme, costruisce almeno 2 occasioni nitidissime. Allo scadere la doccia fredda, ma la sconfitta con il minimo scarto non spaventa. Il match di ritorno si giocherà in uno stadio colmo di tifosi e di entusiasmo. Ha già comprato il biglietto per domenica prossima? È ovvio, alle 10.05 abbiamo comprato il biglietto di martedì. Siamo pronti a tifare per la nostra squadra. Siamo fiduciosi, li distruggiamo in casa, fidatevi. Beh, sono fiduciosi come sono fiduciosi anche i tifosi catanesi, anche per la squadra di Lucarelli, insomma, si prospetta una domenica intensa dal punto di vista anche emotivo, perché scatteranno queste emotività su una partita senza appello, o dentro o fuori. È una partita importantissima perché significa avere il 50% della Serie B in tasca superando questo turno. Ovviamente i giocatori sono consapevoli di questo, i tifosi lo sono pure, ma lo sono pure quelli del Siena, quindi non è che stiamo a giocare da soli. Però il Siena onestamente, se gioca come ha giocato in casa, è abbordabile. Non vedo quale possa essere il problema. Non stiamo a recriminare sul calcio di rigore non dato, quello è gol mancato, è già finito. È già passato Bisogna tutto. pensare che quella è una partita importante per la società e per la città. Quindi i calciatori, a cominciare dai cosiddetti senatori, parlo di Biaggianti, parlo di Lodi, cioè gente che può dare la spinta ai giovani, e di giovani noi ne abbiamo tanti, e bravi, a mangiarsi veramente l'erba. Giacomo, dove il Catania non dovrà sbagliare? Perché, a centrocampo. Ecco, dove che non dovrà sbagliare? Il centrocampo è importante, le partite si vincono a centrocampo. Oggi è molto importante. Il Catania nell'arco della stagione che è finita ha peccato molto a centrocampo. Ora, se il centrocampo diciamo gioca, non si sa ancora se si giocherà a 5 o a 3, no, ci saranno sicuramente, si paventa qualche cambio, quindi questo ora Lucarelli il ritorno in vedrà. campo di Lodi dal primo minuto è probabile, anche quello di Marchese molto probabilmente, cioè lui si affida più all'esperienza, si vuole affidare più all'esperienza di giocatori che in queste partite l'esperienza conta. Attenzione, perché quando tu dici queste partite mi vengono in mente le partite che in casa hanno poi alla fine determinato la classifica finale del calcio Catania, Juve Stabia e Trapani, quando il Catania è stato chiamato alla vittoria obbligatoriamente, e sappiamo tutti com'è finita. Sai cosa c'è, la differenza quale potrebbe essere? Che quello è il campionato ancora in corso e quindi magari speri ci mancano 4-5 partite, possiamo anche recuperare. Qui no. È come se tu avessi un colpo in canna.
devi giocarlo o bene. prendi il centro oppure è finita. È finita. Quindi l'esperienza sicuramente e anche il tasso tecnico del Catania, perché a prescindere noi siamo il Catania ha 2 squadre di Serie C, 2 squadre che veramente fanno terrore. Tu hai visto che gli ultimi 10 minuti, Caccavallo, c'è stata grande scelta da parte di Lucarelli nel poter cambiare la partita in corso. Il Siena non usciva dalla propria... Certo abbiamo rischiato, perché chiaro, era normale, era normale, a quel punto ti giochi tutto. Però se il Catania anche gioca se come... però, attenzione, abbiamo rischiato, ma una cosa è perdere 1-0, una cosa è perdere 2-0. Beh, è chiaro, insomma, è chiaro. ha rischiato a quel punto, quando insomma becca un secondo gol, il ritorno diventa difficilissimo, è vero. Quindi non mi preoccuperei più di tanto, ma ci sono tanti esempi. Guardate la Roma, cosa ha fatto. Io vorrei fare i parallelismi, nel senso che si dava per spacciata la Roma, che perché contro il Barcellona era segnata, invece ti vanno a battere il Barcellona, sono stati strepitosi. Ora, il Catania deve entrare con questa mentalità, i mental coach devono fare proprio questo, cioè li devono veramente fargli il lavaggio del cervello e dire voi siete più forti. Voi siete più forti. Senza mezzi termini, senza fronzoli. Scusanti. Assolutamente. E quando entrano in campo, proprio veramente come, lo sguardo gelido, freddo, fino al 95esimo deve essere quello. È vero. Cioè, ma vinciamo 2-0, dobbiamo continuare 3, 4, 5 fino alla fine. Bene. Senza voler, non per... Se fossero tutti determinati come lo è in questo momento Giacomo, se fossi io l'allenatore direi questo. Ragazzi, certo, ragazzi, ne va le parole giuste del vostro avvenire, perché ogni calciatore ci tiene e devi sapere che ci sono molti visionatori. È vero. Uno di questi, Bogdan, è uno di quelli che è tenuto, in questo momento è tenuto sott'occhio molto in considerazione, forte. e non solo Bogdan, quindi loro sanno che ne va anche del loro futuro, perché anche se non, auguriamoci il Catania vada in Serie B, non faranno parte della diciamo... Hanno acquisito notorietà giusta per cercare altri sicuramente andranno, magari c'è qualcuno che andrà in Serie A, ed è anche vero, quindi... Le richieste so che non mancano. Certamente non da parte del Siena, che ha una... Cioè, a noi ci ha fatto il gol un certo Marotta, che ha 32 anni, tra l'altro, buon giocatore, falloso, uno che ti cerca la lite, un mestierante, un attaccante. Un capitano comunque, di un Siena molto arcigno, che dir se ne voglia. Sì, però, cioè, questi non segnavano manco la prossima settimana. No, è stato un episodio, questo è stato un episodio. Quindi tutto sommato siamo stati noi che abbiamo regalato una vittoria per un episodio, perché noi, guarda, 5 palle gol nitide le abbiamo avute, ne facevamo 2, a questo avremmo risolto i nostri problemi. Quindi pensiamo a domenica, tifiamo, incoraggiamo questi ragazzi, perché poi sai, parliamo di ragazzini, c'è Mannè per esempio che ha 18 anni, c'è gente che si trova ad affrontare, che per loro è la partita della vita, ecco, devono capire che è la partita della vita. Il Trapani, quando è venuto qui a Catania, ha fatto la partita della vita e poi ha perso dentro e fuori casa col Cosenza, ma vi rendete conto? Quindi allora, siccome noi abbiamo una signora squadra, a centrocampo cerchiamo di far girare la testa, che è molto importante, perché poi abbiamo una signora difesa e un signor attacco. È vero, insomma ci sono tutte le credenziali per giocare una grandissima partita, e allora noi di Penalty Play abbiamo deciso di realizzare una clip proprio di buon auspicio per l'incontro di domenica per la squadra di Lucarelli.
Regalaci un sogno, Catania. Debbono per forza regalarci un sogno. Sono obbligati a regalarci un sogno. Un sogno e un sorriso, perché abbiamo bisogno. Catania è una città che vive di calcio. Pane e calcio. Pane e calcio. Pane e calcio. Ma Tra poi... l'altro domenica sarà una domenica molto intensa perché a Catania si vota, per cui insomma grandi movimenti politici e sappiamo benissimo che comunque il tifoso ritaglierà il suo spazio per la partita delle 20:30 a prescindere da qualsiasi movimento seggi apriranno politico. credo alle 7 del mattino, sì, insomma c'è tutto si il vota tempo. perché bisogna votare Perché- e poi dopo giustamente andare a gustarsi questa partita. Ed è un dovere andare a votare, quindi Assolutamente. devono andare tutti a votare. Allora, abbiamo detto che il Catania non deve sbagliare a centrocampo, però è anche vero che in avanti soffriamo maledettamente. Curiale non sta attraversando sicuramente in questo momento un grande momento di forma. Ripa, insomma, speravamo che con quel golletto avesse avuto forse più cattiveria dentro. Soffriamo, Giacomo. Alla fine chi la mette dentro questa palla? Ma sai, le partite certe volte vanno anche in un certo verso. Sì, Curiale è vero che però non che non sia in forma, penso che ormai si sia un po' ristabilito. C'è Caccavallo per esempio che è pronto, Sì. Caccavallo l'ho sentito Scalpita. nelle interviste, è proprio io sto bene, non ho problemi, posso giocare, cioè lui ha l'imbarazzo della scelta Lucarelli. Noi ce l'abbiamo gli uomini che possono fare gol. Non è solo Curiale, non è solo Ripa, abbiamo Mannè, abbiamo lo stesso Russotto, anche se non è stato un po' egoista Russotto, ha fatto degli errori che un attaccante... Madornali, diciamolo pure. Lì è Giacomo. un calcio Dobbiamo di difendere rigore, tutto, no, ma no, dobbiamo un dire anche la attaccante verità. lì deve correre verso il pallone come un fulmine, Il momento in prenderlo, cui, ecco perché Lucarelli da buon attaccante che si è arrabbiato tantissimo su quella palla, è rimasto fermo, immobile. No, non lo so, forse era incredulo, neanche... Sai, sono attimi. Secondi, Sono non attimi, per è vero, altro. è vero. Gli uomini per fare i gol noi ce li abbiamo, ci interessa quel gol in più. Quindi io penso che con la giusta determinazione... Attenzione, ci Lucarelli- interessano 2 gol, perché con un Due gol gol. si va ai tempi supplementari. Allora io vi dico una cosa che penso per esperienza, per quello che penso io, che se il Siena prende il gol subito intendo dire... Va in barca. Sì, Anche io sono di questa 15-20 idea. minuti, quelli cominciano sì da un lato, cominceranno a perdere tempo e sarà per loro la fine, perché non credo che abbiano molte chance. Se resisteranno, buon per loro. Resisteremo noi senza mondiali di calcio, perché volto pagina, tra poco ci sentiremo anche la canzone ufficiale di Russia 2018, però prima di sentire questa canzone una domanda per chi ama lo sport che è drammatica, soprattutto per un italiano. Riusciremo a resistere senza l'Italia ai mondiali? No, li vedremo con tanto rammarico, perché non esserci l'Italia è un mondiale un po' monco, dico non perché l'Italia ha una tradizione, perché l'Italia è una che ha vinto 4 coppe del mondiali. mondo, quindi non è una squadretta, ed è veramente un grande peccato. Ce la siamo meritati questa non qualificazione? Sì, ce la siamo proprio meritati, non abbiamo mostrato il nostro valore, probabilmente anche scelte sbagliate della federazione. Un girone difficile perché c'era la Spagna, però è anche Girone vero che quando siamo andati a giocare lì a Madrid probabilmente insomma, ci voleva più cattiveria per resistere alle furie rosse. Non lo so, probabilmente anche qualche uomo sbagliato, allora lì ci sono altri interessi, giocatori che devono giocare per forza, che devono essere valorizzati, ormai il mondo del calcio non è più come una volta. Adesso ci sono i cambiato. procuratori che impongono e dirigono quasi, no? Insomma, la fortuna e la sfortuna di una squadra nasce anche dalla tipologia di un di giocatore, procuratori. cioè se io ho il procuratore decide per me. Sì, se andare in quella squadra, se rimanerci, se... È un calcio diverso rispetto a quello i tempi di sono 20-30 anni fa. Però io confido molto in questi giovani che in questo momento Mancini ha sotto mano. Sì. Abbiamo fatto un bel pareggio con l'Olanda. Sì, tutto è una squadra che sommato. può crescere. È una squadra che deve crescere. Però ci manca il grande talento. Il grandissimo talento che può Pirlo. trasportare tutto. Ci manca il Pirlo. Ci manca il Pirlo, ci manca il Baggio, ci manca il Del Piero, il Totti. Non lo so, vedremo in questi 2 anni. E soprattutto io quello che non riesco a capire è perché molte squadre importanti, Milan, Juventus, Inter,
vanno sempre dietro a questi nomi stranieri, quando abbiamo tanti italiani bravi. Ma se tu vai a vedere i settori giovanili delle squadre nazionali di Serie A, ti rendi conto che più del 70% sono tutti ragazzi extracomunitari. È vero. E questa cosa qui crea dei grandi problemi. Secondo me la federazione, Costa Curta credo che farà un progetto di questo genere, deve obbligare ad avere in rosa almeno il 50-60% di giocatori italiani. Lo farei anch'io. Cioè, se non si fa in questa maniera, non crescerà mai il talento all'interno di un settore giovanile nazionale importante. E poi troppi soldi, cioè non si può comprare un giocatore a 120 milioni, cioè siamo a cifre esorbitanti, cifre stellari, e questi precludono, come dicevi tu, la strada a questi giovani, al vivaio. Cioè, il futuro del domani chi è? Il vivaio. Non lo sappiamo. Dico il vivaio, ma il vivaio nostro, italiano. E molta gente hanno fatto la storia del calcio nel mondo, parlo di italiani, nel mondo. L'altra sera seguivo, apro sta parentesi, che mi sono veramente intenerito, mi sono anche emozionato, il film Pelé. Ah, bellissimo. Proprio la storia di Pelé, di un ragazzino che veniva, insomma, dal nulla, da una famiglia veramente poverissima, ma che aveva tanta di quella determinazione, tanta di quella voglia, e che veramente è venuto fuori. La sua condizione sociale lo portava ad avere quella enorme energia e carica che poi lo ha fatto diventare... Ettore, non c'è più fame. Non c'è più fame, hai detto proprio stanno bene. Troppo bene, perché io non me lo ricordo, io ti parlo degli anni 70, ma non c'erano tutti questi soldi che giravano, veramente si giocava, si dava la vita. Ora io dico, è giusto che guadagnino, e poi certo vediamo degli scempi, cioè un giocatore che guadagna fior di milioni, centinaia di milioni, non può sbagliare, cioè devo pretendere il massimo, quindi ormai si gioca più per altre cose, non per la maglia. Oggi si cambia maglia tranquillamente, quando invece, senza nessun problema. Quando invece una volta te la dipingevi addosso la maglia. Noi abbiamo visto in queste trasferte del Catania, non ultima è stato Benincasa, che io ricordo mi allenavo con lui, anche Malaman precedentemente, giocatori del Catania, che ancora Catania ce l'hanno nel cuore, e questi non guadagnavano le cifre di adesso, assolutamente. Dice, ma per allora si viveva. Io nel Catania avevo un contratto di 1 milione di lire, che a suo tempo insomma erano soldini, però cavolo, paragonati ad ora sono niente, sono bruscolini. È un altro calcio, Ma dico, però ancora di Catania giocavano col cuore, gente che veramente dava tutto. Questi hanno tutto. E quindi tanto, se la squadra va in Coppa Campione o se non ci cambia va, poco. Cambia poco, perché il poi mio conto in banca non cambia. Esatto. It was down to the defender, Fabio Grosso, who had scored the decisive first goal against Germany. This kick for the World Cup. So it was over. To Italy the prize. But already, even before they had their hand on the trophy, the baton had been passed. We take the memories of 2006 to South Africa in 2010. For the first time, the FIFA World Cup finals will be staged in Africa. It's a huge challenge for the country and the continent. As well as the players, the games and the goals, we remember the fan fests and warmth of the German organization. What great gifts will South Africa bring us in 4 years' time?
Penalty Awards 2018 quinta edizione, l'appuntamento con l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno a partire dalle ore 22 ed in replica lunedì 11 alle 23:30. Da non perdere. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Penalty Awards 2018 quinta edizione, l'appuntamento con l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno a partire dalle ore 22 ed in replica lunedì 11 alle 23:30. Da non perdere. Guardavamo lo spot e guardavamo anche Messi e diciamolo pure, sarà uno spettacolo vedere Messi. Certo l'Argentina non è soltanto Messi, però Messi è Messi e basta. È un fantasista, è un genio del calcio, quindi chapeau. Per me è il più forte di tutti i tempi. Chapeau, per me è il più forte di tutti i tempi, sì, più sì, di Maradona e più di Pelé. No. Ero sicuro che nasceva poi subito. No, io ritengo... Non sei d'accordo? No, io ritengo Pelé il più grande giocatore al mondo. Ma Pelé oggi, 2018, non sarebbe il numero uno. Pelé aveva tutto, ma... Era un altro calcio, dai. Era un altro calcio, senza ombra di dubbio, però era molto più completo sotto tutti gli aspetti. Maradona, per carità, sono dei geni, ma di questi ne nascono uno ogni 40 anni. No, anche 40 direi. Dico, anche... non è facile, anche noi abbiamo avuto dei grandi giocatori, non è che non ne abbiamo avuto, che nel mondo hanno fatto, insomma, veramente cassa di risonanza non indifferente. Certo, noi ci auguriamo che adesso vengano fuori anche da parte nostra, italiana, che ci mancano. Spero presto. Spero presto. E che quindi negli europei ci rifaremo. Senti, che rapporto c'hai con il cinema tu? Perché mi hai detto che hai visto questo film Pelé, bellissimo. Io l'ho visto, lo consiglio. Mi ha veramente entusiasmato. Io non sono uno di quelli che guarda molti film, non sono proprio un amante... del cinema in modo particolare, però quando ci sono dei film che magari mi attraggono... Sai perché ti ho fatto questa domanda? Sì. Perché adesso noi guarderemo un trailer che serve un po' da spunto anche per la partita di domenica, di un film che uscirà a giorni anche qui in Europa, è il nuovo film di Brad Pitt che si intitola L'arte di vincere. Che arte dobbiamo metterci? Domenica la dobbiamo mettere in una partita come quella di domenica, secondo te? La voglia, la forza di volontà e credere in se stessi, questo è fondamentale. Tutti insieme, perché la squadra vince insieme. È un gruppo, deve lavorare il gruppo, mai il singolo. Anche quelli in panchina? Tutti. Quindi se non si è tutti uniti... Mi piace quel discorso che Lucarelli fa a centrocampo. Sì, è molto televisivo, vero? Va bene. Sai, tutto quello che vogliamo, non lo so. Però forse spinge, quella cosa spinge, sì, indubbiamente spinge. Allora guardiamoci questo trailer del nuovo film di Brad Pitt e poi insomma lo discuteremo insieme al nostro ospite. Ci sono squadre ricche e ci sono squadre povere. Poi ci sono 20 metri di merda. Poi ci siamo noi. Benvenuto a Oakland. Il mio lavoro è portare questa squadra al titolo. Mi servono più soldi. Non sfiderò libri paga da 120 milioni di dollari. Dobbiamo pensare in modo diverso. Lo scopo non deve essere comprare giocatori, lo scopo deve essere comprare vittorie. Ecco 25 giocatori sottovalutati da tutti, un'isola dei giocattoli difettosi. Qui dentro c'è una squadra vincente che ci possiamo permettere. Chi è il ragazzo? Il ragazzo è il nuovo vice GM. Dobbiamo smuovere le cose. Diglielo. Devo parlare? Quando punto il dito, sì.
È la nuova direzione degli Oakland Athletics. Non si mette insieme una squadra con un computer. Adattarsi o crepare. Billy Bean sta cercando di reinventare un sistema, ma non sta funzionando. Pensi che perderai il lavoro? Cosa? Vado su internet ogni tanto. Non andare su internet, non guardare la TV e non parlare con la gente. Tu ci credi in questa storia o no? Al 100%. Magari non sembrate una squadra vincente, ma lo siete. Quindi giocate da vincenti. Stiamo facendo qualcosa di speciale e la città lo sente. Se vinciamo con questa squadra, cambieremo per sempre questo sport. Cavoli tuoi. Sto scherzando. Per essere una squadra vincente devi giocare da squadra vincente. Giocate da vincente. È bellissima questa Adesso frase. l'ho fatto, ho visto guarda, i giocatori che erano un po'... Sì, erano, prendo quelli perché quelli mi possono, con la loro insomma, voglia di riscatto Voglia farmi di vincere la riscatto, partita. Voglia di riscatto, è quello che devono avere i nostri giocatori domenica, voglia di riscatto, riscattarsi sotto tutti gli aspetti. Quindi questa è la molla su cui bisogna Poi ci metti dentro giocare, il pubblico. Ma il pubblico Catania, io penso che il tifo del Catania, come fra catanesi e napoletani, sono due Sono il tifoserie, top, sono il top, imbattibili. sono il quindi... top. Questo 12° uomo in campo può veramente fare la differenza in una partita dove non è escluso che non sia necessario guardare i moduli, i marcamenti, ci devi mettere il cuore. Io dicevo sempre ai miei ragazzi, dovete mettere il cuore dentro le scarpette. Io non credo, cioè se io, guarda veramente, se avessi 20 anni in questo momento, proprio sarei talmente di una carica, forse perché sono anche catanese, non lo so, sicuramente, ma quella voglia e quella carica agonistica che, non lo so, difficilmente riuscirebbero a fermarmi ed è quello che io devo inculcare ai miei giocatori, ai miei compagni di squadra, se fossi un giocatore, e questo è il compito di Lodi, di Marchese, ripeto, dei senatori come ti dicevo prima, cioè dimostrare veramente il proprio valore, anche se magari certe volte il tasso tecnico di qualcuno è inferiore, come nel caso del film che ce lo insegna. Io posso avere un tasso tecnico inferiore, ma Però, con la volontà, la forza, la voglia di vincere, sono un vincente. Magari non sarà in questo caso riferito molto al Catania, perché noi conosciamo il tasso tecnico di questa squadra, è lampante la differenza tecnica in positivo del calcio Catania nei confronti del Siena. E forse perché si era troppo consapevoli di questa forza, abbiamo sbagliato diverse partite, perché se noi avessimo giocato con molta più umiltà mai da dimenticare, l'umiltà, rispetto per chiunque, perché poi viene qui, gli facciamo 6 gol al Rende, l'ultima, non serve a niente, serve dimostrare umiltà partita dopo partita, quindi umiltà, ma l'umiltà significa anche determinazione. Chiaro. Rispettare gli arbitri senza fare sciocchezze, perché bisogna stare attenti, perché c'è qualcuno che è ammonito, come è ammonito Gugliare, a rischio eventuale finale. Quindi ci sono molte cose. Poi ci affidiamo signori, se ci capita, alla dea bendata. Se ci capita una terna arbitrale che ci vuole male, lì non possiamo far nulla, però dobbiamo solo subire. Ecco, ma io questo non lo voglio neanche perché sennò altrimenti rischiamo di non parlare più di calcio. Io posso credere a tante altre cose, ma anche se fosse così, supponiamo, sto dicendo una cosa, un'eresia, allora, noi saremmo più forti ancora di assolutamente. Giacomo, voglio ritornare di nuovo a parlare di teatro con te. Sì. Mi hai raccontato della tua stagione, sappiamo benissimo che d'estate si va un po' in giro, però è anche vero che adesso è il momento di parlare della stagione invernale che nascerà poi, no? 18-19. La stagione invernale che nascerà, che mi vedrà nella compagnia di Tino Pasqualino, che lui rappresenta e porta avanti il teatro da ben oltre 28 anni, sì, è la conosco Tino e saluto. Stagione, caro presidente Tino Pasqualino, che vedi, ecco, lui è come si dice, uno che ha cuore, che mette la passione
non è un discorso... E non si ferma davanti a nessuna difficoltà. Esatto, e non si tira indietro, non è un discorso, ma aspetta, io se faccio teatro quanto ci guadagno? Anzi, tutt'altro. È tutta passione, tutto amore per il teatro. Sono usciti già i calendari Sì, con i nuovi spettacoli che farete per la stagione? È uscito il calendario, ci sono dei lavori veramente molto belli, molto divertenti. Si è voluto anche onorare il 150° anniversario della morte del nostro grande Luigi Pirandello, perché ci sarà la Giara e la Patente che faranno parte della stagione teatrale, e altri lavori. Li potrei citare, non vorrei che poi dimentico qualcuno. Insomma, sarà anche quest'anno, il prossimo, un cartellone. Ma sarà un cartellone veramente, secondo me, abbastanza intelligente, divertente, allo stesso equilibrato. Darà equilibrato, che darà spunti senz'altro piacevoli e gradevoli per il pubblico che si abbonerà all'ambasciatore. È arrivata da qualche giorno la notizia di una scomparsa di un nome del teatro siciliano, il dottor Mauro Longo. Io personalmente ho avuto la fortuna di conoscerlo, di una tenerezza, di una semplicità e di una penna meravigliosa. All'età di 99 anni ci ha lasciato quello che è stato un po' il cultore del teatro in Sicilia. Il cultore del teatro, soprattutto del teatro nostro, degli amatoriali, chiamiamoli amatoriali, che poi non è un termine dispregiativo, perché gli amatoriali molti si esprimono in maniera molto professionale. Quindi devo dire che lui è stato un grande cultore, ha scritto diversi volumi, raccontando la storia del teatro raccontando siciliano. La storia del teatro, delle compagnie teatrali, dei grandi del teatro una nostro memoria catanese. Storica proprio. Una memoria storica, e a lui veramente un ringraziamento, a un personaggio, a un grande uomo, come ho scritto, e a un grande personaggio che Catania piange, ma che ricorderà senz'altro per averlo avuto durante i suoi 99 splendidi anni. Peccato che non ha potuto festeggiare i 100 anni, ma questo rimarrà sempre nei nostri pensieri e nel nostro cuore. È vero. Adesso, dato che siamo in conclusione quasi della puntata odierna, e oggi è l'ultima puntata della stagione, di questa prima stagione di Penalty Play, vogliamo fare un riassunto con tutti i volti che sono venuti a trovarci in questa prima edizione, appunto, di questa trasmissione di Gold 78.
stata una bella esperienza fare la regia video per Penalty e Penalty Play. Ringrazio il Ettore Tortorici per la possibilità che mi ha dato. Che posso dire altro? Grazie a tutti. Devo dire che l'esperienza di Penalty e Penalty Play per me è stata un'esperienza abbastanza bella, che dire anche magnifica, perché non solo ho trovato dei collaboratori che mi hanno supportato nei momenti di difficoltà, ma anche una seconda famiglia, quindi per questo li vorrei ringraziare dell'opportunità datami e che dire, vi voglio bene ragazzi, ciao! Beh, sicuramente dopo la trasmissione si festeggerà chiaramente con tutto lo staff tecnico che come al solito è coordinato da Giuseppe Giuffrida. Tra l'altro in questa clip insomma manca un volto di colui che invece il giovedì era sempre con noi ed è sempre con noi anche nella prossima stagione, ovvero Salvo D'Arrigo, che salutiamo e ringraziamo. Che io saluto tuttora. come caro amico mio. Assolutamente. Ci conosciamo dai tempi dei Salesiani. Insomma, allenatore storico anche lui. Sì, allora, siamo in esperto. conclusione. Pronostico secco, voglio sapere un risultato di questa partita importantissima di domenica. Giacomo. Allora, il cuore, la secco, testa. Secco. Ma vuoi sapere proprio il risultato? Ah, proprio il risultato? Sì, voglio sapere il risultato, perché è facile dire vinciamo. No, il classico 2-0. 2-0 netto. Il classico 2-0. È importante andare a riposo dopo il primo tempo con un gol sopra, secondo me. Sì. Quello fa tanto. Sì, quello sì, perché se il primo tempo finisse sullo 0-0 rischieremmo poi le solite manfrine, la perdita di tempo e non solo, perché l'1-0 gli consentirebbe sempre di affrontare i tempi supplementari. E quindi anche l'ipotesi dei calci di rigore. Ecco, perché dobbiamo ricordare questo, nel caso di 1-0 non è la vittoria che si va ai tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Ecco, noi dobbiamo evitare tutto questo, quindi non giocare con quella foga a tutti i costi e segnare subito, ma giocare come sa giocare il Catania, e speriamo che... Quindi 2-0 netto e poi io tutti a casa e poi tutti il classico 2-0, poi certo il cuore mi fa di dire 5-0, 6-0. Vabbè, però ci accontentiamo anche del 2-0. Ma noi ci accontentiamo del 2-0. Poi tutti a Pescara. Poi tutti a Pescara, perché lì, vedi, allora lì veramente bisogna andare a Pescara. Assolutamente. Cioè far capire all'Italia intera che non fu un caso quando andammo noi in Serie A 40.000, ma che i tifosi catanesi sono questi che onorano il calcio, soprattutto, e che per il calcio, per Catania e per il Catania è vita. È vita. Ringrazio Giacomo Famoso per insomma, la sua ospitata in questa ultima puntata della stagione, anche perché con lui si è parlato di sport, di calcio, di teatro, di cinema, insomma, a 360 gradi. Poi insomma lui il calcio l'ha anche masticato da calciatore, per cui secondo me era la persona giusta per chiudere anche in prospettiva chiaramente di questa, speriamo, finalissima di Pescara. Grazie, buona estate. Grazie anche a te. E ci vedremo sicuramente presto. Grazie. Io che ho altro da aggiungere, se non ringraziare ancora una volta tutto lo staff tecnico coordinato da Giuseppe Giuffrida, la presenza di Andrea Salerno e di Roberto Di Marco, e ringrazio anche tutti coloro che hanno collaborato con noi all'interno della trasmissione, appunto Salvo D'Arrigo, Salvo Pappalardo, Gianluca Virgillito, Giuseppe Rapisarda e chi più ne ha più ne mette. Insomma, ci siamo divertiti, adesso ci andremo a riposare perché è doveroso il nostro riposo. Riprenderemo chiaramente a settembre per una nuova avventura di Penalty Play. Grazie a tutti, buona estate. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui
tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.